Siamo con la dottoressa Quelli, dirigente scolastica in una scuola di Gela da diversi anni, però diciamo originaria agrigentina. Un impegno che a Gela l'ha vista ormai affermarsi con le tantissime attività e ormai da diversi anni che è lì. Sì, sono 8 anni che sono a Gela, oltre che a Gela spesso ho avuto scuole reggenza nelle vicine ore cittadine di Butera e di Niscemi, lavoro sempre, insomma la scuola è la mia passione, lo facevo da insegnante quando ho insegnato per tantissimi anni qui al liceo classico di Agrigento e lo faccio adesso come dirigente scolastico e poi un'altra grande mia passione è Dante, per questo stamattina mi trovo qui perché ho accolto con piacere l'invito del dottor Nenè Mangiacavallo, un grande amico, una persona che stimo e poi stimo anche il giornalista Aldo Cazzula, ho già letto il libro appunto su questi flash che lui dà sulla Divina Commedia di Dante e mi sembrava carino ritornare nella mia città di origine, anche se non natale, ma la provincia di Agrigento mi sta a cuore, rivedere tanti amici, tante persone che operano nel mondo della cultura qui ad Agrigento. Ecco, lei ha svolto sicuramente tantissime iniziative a Gela, ecco, se magari a volo di uccello ne possiamo citare qualcuna, anche coinvolgendo personalità diciamo, importanti del mondo della cultura, della politica e non solo, del sociale, insomma ha messo a frutto la sua grande esperienza anche per gli alunni del suo istituto. Io la ringrazio per la stima, diciamo che tutto quel bagaglio professionale, culturale che avevo sperimentato nei miei anni al liceo classico, diciamo che l'ho portato anche su Gela e questo mi ha dato la possibilità di operare anche lì e devo dire che lì la sinergia tra scuola e istituzioni, diciamo, degli enti locali è una sinergia molto positiva, pur avendo avuto 2 anni difficili che sono legati, come lei sa benissimo, al Covid, pur non di meno noi non ci siamo mai scoraggiati, avendo fatto anche didattica a distanza, ma pur nella didattica a distanza ho sempre organizzato eventi particolari, non lo so, quest'anno abbiamo fatto la giornata dedicata a Dante, parlando proprio sulla modernità di Dante, perché Dante oggi è ancora attuale, ma molti convegni e corsi di aggiornamenti lo abbiamo fatti legati soprattutto alla cybersicurezza e al cyberbullismo e abbiamo avuto anche personalità come il senatore Davide Faraone con cui abbiamo conversato sui problemi legati all'ambito dell'handicap e dell'autismo, visto che lui ha scritto il libro ricordando un po' la vicenda sua privata, personale con la ragazzina. Insomma, io faccio un po' quello che mi piace fare nelle scuole. La scuola è un bellissimo luogo dove poter trasferire le proprie passioni, se si crede, si ha impegno, pur nelle difficoltà di una situazione anomala quale è stata anche quest'anno, appunto legata al Covid. Ecco, brevemente, lei che ama tanto Dante, quanto è attuale il pensiero di Dante, nonostante siano trascorsi tanti anni, tantissimi anni? Tantissimo attuale, Dante è un classico e proprio per questo, come diceva Calvino nel suo libro Perché leggere classici, un classico è quel libro che quando tu lo riprendi dopo tanti anni lo trovi sempre attuale perché in quel libro ritrovi il paradigma che è l'uomo. Ecco, io vorrei condensarlo proprio in questo, vale sempre la pena leggere Dante per tutte le fasce di età, per tutte le fasce sociali. L'approccio deve essere quello non dell'intellettuale ma del lettore che deve scoprire quanto quel mondo è ancora attuale e vivo alla nostra età.